Inquinamento da PFAS, la Regione riduce drasticamente i limiti, la Regione intensifica l'azione della bonifica dicendo di fare la caratterizzazione del sito, ovvero cercare le sostanze tossiche su tutto il terreno della Miteni di Trissino da cui sarebbe partito il disastro. E il sindaco che fa? Marcia indietro. Una presa in giro, dichiara il consigliere pentastellato Sonia Perenzoni, uno smacco verso tutte quelle persone costrette a subire una contaminazione delle acque che sta assumendo caratteristiche inquietanti per la salute. In luglio manda questa lettera agli enti chiedendo appunto di fare su tutto lo stabilimento il 10x10. In settembre va in audizione alla commissione ecomafie a Roma e dichiara che praticamente per fare questa maglia stretta su tutto il terreno della Miteni, siccome è talmente vasto, ci servirebbero dei capannoni per depositare tutti i campioni, ci servirebbero persone, insomma a me sembra tanto uno scaricabarile, non si capisce più chi deve fare cosa. Il fatto è che la Miteni è ancora lì e non sappiamo come e quando verrà bonificata questa azienda. E intanto la Miteni continua la sua produzione e intanto la bonifica è ancora lì, in attesa di partire. La bonifica va fatta, in più aspettiamo ancora l'ordinanza di bonifica che deve mettere il Presidente della Regione, Zaia, perché ha messo i limiti. Oggi è uscita proprio sul BUR, diciamo, sul bollettino unico regionale, la delibera con i nuovi limiti. Però se non mi chiudi la fonte del rubinetto, il rubinetto dell'inquinamento, se non me lo chiudi, continueremo con questa storia. Viene lanciato un appello forte al Presidente del Veneto, da sempre da parte della gente costretta a subire questa contaminazione di cui nessuno intende prendersi responsabilità. Emetta l'ordinanza di chiusura e bonifica del sito della Miteni. Così, se un domani la Miteni non bonifica il sito, può essere anche incriminata per omessa bonifica.